Little Lord, but you don't really care for music, do you? A girl like this, for the fifth, the mother for the medalist, the Bethel, keep composing.
a chi ha curato l'allestimento audio e le meravigliose luci, Andrea Furlanetto con il suo service e il suo stand, grazie. Vi presentiamo i nostri musicisti. Alla chitarra il tocco di Marco Zamengo. Una voce solista carica di grinta è Giampaolo Zanatta. Il nostro tappeto ritmico questa sera è Loris Tagliapietra. Ci ha stregato dall'alto la voce di Rita Vincoletto. Alla batteria la carica di Alessandro De Rossi. È sempre la nostra voce nera e canta sempre con l'anima, Betty Sfrisa. L'organizzazione per l'associazione Penelope, Cristina Pustetto. Cura la nostra attività musicale e mani sul pianoforte sono di Giacomo Franzoso. L'anima, il motore, il sudore, il cuore di questo coro sono di Marco Toso Borelli. Questa sera siamo felici di poter fare un ringraziamento speciale. È venuto a trovarci da Parigi, dove adesso studia pianoforte, ha fatto un tratto di strada con noi e ha avviato per un periodo la nostra attività con grande piacere. Facciamo un applauso a Lorenzo Liuzzi. Questo è il nostro penultimo concerto di una lunga serie che ci ha visto vivere momenti indimenticabili in chiese meravigliose nella terraferma veneziana insieme a tanto pubblico. Invitiamo tutti voi, chi vuole concludere con noi questo nostro tour, lunedì, giorno dell'Epifania, alle ore 16 nella Basilica dei Frari con i Vocal Skyline, ma anche con i loro colleghi della Big Vocal Orchestra, che sono una grande orchestra di 200 elementi. Allora diamo appuntamento a tutti voi il giorno dell'Epifania, ma prima di tutto vi ringraziamo per essere stati qui così numerosi e vi invitiamo a chiudere questo concerto con noi, alzandovi tutti in piedi e diventando davvero un enorme coro, tutti insieme. Vi lasciamo nelle mani dei musicisti e del direttore, non prima di aver augurato a tutti voi un buonissimo anno da tutti i Vocal Skyline. Grazie a tutti e buonanotte.